Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parleremo di bullismo e cyberbullismo, di prevenzione nelle scuole, ma lo faremo con un focus particolare per le scuole elementari. Allora io, visto gli piccoli ogni tanto possono capitare imprevisti della diretta, mentre mi sistemo il microfono, presento gli ospiti di oggi. Roberta Castro, avvocato, benvenuta. Buon pomeriggio. Io live mi sistemo il microfono perché si era staccato. Allora diamo subito la parola a Roberta, così mi aiuti in questo momento di difficoltà. Perché siamo qui oggi? Oggi siamo qui per presentare il progetto Educhiamo alla legalità, come prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. È un progetto che nasce proprio per rispondere a concrete esigenze di intervento ritenuto necessario proprio per essere stata protagonista in passato di interventi sul campo, nel campo proprio della scuola primaria, ed è emerso la necessità di intervenire concretamente con un progetto che ha come obiettivo quello di prevenire il bullismo, quindi di prevenire proprio la manifestazione estrema di fenomeni legati proprio al bullismo e cyberbullismo. Allora, grazie per aver fatto questa introduzione che mi ha aiutato nel frattempo a ripristinare il microfono. Quindi lo ha spiegato l'avvocato Castro, perché siamo qui oggi spessissimo, sempre di più, e per fortuna si parla appunto di questi fenomeni. Lo si fa puntando l'attenzione sui giovani, sui giovanissimi, quindi i ragazzi delle scuole medie, che sono ovviamente più vicini all'età in cui si inizia ad utilizzare i cellulari, ma questa età si abbassa sempre di più, e me lo confermava proprio anche Marcello Labella, che è il capo della Polizia Postale di Catania e la sezione Sicilia Orientale. Sempre più spesso intervenite e avete anche gli ultimi dati che riguardano i bambini dagli 0 ai 9 anni. Ma Labella. Buon pomeriggio a tutti. Sì, assolutamente è un dato che già emerge dalle nostre attività. L'età in cui vengono consumate condotte riferibili al fenomeno del cyberbullismo già da alcuni anni si è abbassata, tanto che l'anno scorso abbiamo registrato dei dati rispetto all'anno precedente, cioè il 2023, in netta crescita. E la fascia di età è quella dei 0-13 anni, che è aumentata. Quindi è uno dei motivi per cui nelle nostre campagne, che ormai già da tempo facciamo nelle scuole, abbiamo rivolto maggiore attenzione alla quarta, quinta primaria e ovviamente alla prima media, cioè quella fascia di età appunto che è stata interessata da un aumento dei fenomeni di cyberbullismo. Esserci sempre è lo slogan della Polizia Postale quando va nelle scuole e incontra i ragazzi e i bambini in questa età, ed esserci sempre quello che hanno pensato anche gli avvocati Roberta Castro e Simona Di Stefano, che sono pronte a scendere in campo con tutto il loro bagaglio culturale, ma anche con l'attenzione di donne e di madri per i loro bambini e per la fascia, diciamo, per i bambini in generale, una fascia che va sicuramente guidata e protetta. Per questo avete pensato di mettere su un progetto che si chiama Educhiamo alla legalità, come prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, e andare anche voi nelle scuole insieme al vostro, abbiamo detto, bagaglio culturale ed esperienza, ma anche a quello dell'esperienza delle psicoterapeute che saranno con voi, ovviamente della Polizia Postale. Sì, infatti è un lavoro di squadra da fare principalmente con la psicoterapeuta, che è una figura che va a braccetto nel campo minorile con la figura legale. La figura della psicoterapeuta arriva dove non può arrivare la competenza legale, che è fondamentale per intervenire seriamente
realmente, concretamente nel campo del bullismo e cyberbullismo. Ma la cosa che maggiormente ci ha entusiasmato è che, parlando di questo progetto anche alle istituzioni, sono state felicissime di poterci appoggiare e sposare con noi questa, possiamo chiamarla questa missione. Infatti ho già parlato col Presidente del Consiglio degli Avvocati che verosimilmente, diciamo, prossimamente avremo l'adesione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in questo progetto. Questo è un passo anche in più, in avanti rispetto a quello che si è fatto sino ad ora, perché sino ad ora, intanto diciamo subito che la prevenzione parte dall'integrazione, no? Del mondo della scuola, della famiglia, delle istituzioni. Sino ad ora a scendere in campo sono state sicuramente le istituzioni come la scuola, la polizia postale, adesso torneremo da Marcello Labella, ma in questo caso arriva anche l'Ordine degli Avvocati e per di più anche l'ANM, quindi l'Associazione dei Magistrati. E la giunta esecutiva dell'ANM Catania ha accolto con entusiasmo questo progetto ed è in corso di accreditamento anche con loro, ma anche il Comune di Catania. Appena ho esposto le ragioni del progetto, veramente ha assicurato la massima collaborazione in ogni settore che può aiutare a portare, diciamo, dei messaggi di educazione alla legalità. Marcello Labella, allora abbiamo parlato dei bambini delle elementari, quarte e quinte elementari. Perché questo fenomeno, il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, che poi avviene quando si hanno in mano degli strumenti digitali, si sta abbassando sempre di più, e come, in che modo? Perché chiaramente la rete è anche la piattaforma su cui si gioca. Noi ovviamente abbiamo avuto tantissimi casi appunto di riferibili a condotte di cyberbullismo che sono nate da piattaforme di gioco. Ne cito una per tutti, Roblox, in cui sono avvenuti non solo casi di adescamento ma anche di incitamento alla violenza, quindi con fenomeni che possono essere anche diseducativi. Ma allora, un attimino, i bambini 7-8... Questo è un argomento che mi interessa proprio da vicino, perché mia figlia, che ha 9 anni, gioca con Roblox e c'è ogni pomeriggio il tira e molla, la lotta tra me e lei. Io te lo rompo questo Roblox, perché prima io te lo rompo questo pallone, invece adesso io te lo rompo questo Roblox, per cui io vorrei vietarglielo, ma non so come intervenire. Quanto può essere pericoloso? Lei consiglia, dottore Labella, di vietare o di far capire, di spiegare? Allora, vietare è ovviamente un verbo che non amo moltissimo, soprattutto quando parliamo di bambini, di piccoli, e qui l'opinione di chi ne comprende più di me, gli psicologi, chiaramente è la benvenuta. Ma il problema è un altro, cioè il fatto che i genitori spesso, ora non so lei se abbia letto tutte le policy e i regolamenti della piattaforma di gioco, però se non l'ha fatto, ecco, magari dovrebbe leggerle, perché i genitori, e qui non me ne vogliano, però spesse volte siamo assenti in una verifica, in un controllo continuo che soprattutto in un'età infraadolescenziale, stiamo parlando dell'età dell'infanzia, 8-9 anni, dai dati nostri il 75% dei bambini nella fascia 7-8 anni ha il primo accesso alla rete, vuoi per gioco, vuoi per conoscere, guardare dei video, dei film, però accede comunque alla rete, quindi questo è un dato che ci dovrebbe preoccupare. Però i genitori spesso non sono così attenti, delegando allo smartphone, al tablet, al PC il passatempo del bambino. Io vorrei dire anche un altro dato che emerge dalla nostra esperienza. Chi mi conosce sa che io non amo tantissimo i numeri, però sono importanti perché ci danno un'indicazione, e questa indicazione è che ad esempio lo scorso anno noi abbiamo incontrato oltre 26.000 ragazzi nella fascia di età che chiaramente arriva fino alle scuole superiori. Quest'anno, già dall'inizio dell'anno scolastico, ne abbiamo incontrate oltre 22.000, intensificando gli incontri appunto nella quarta e quinta primaria. Però a riscontro di questo noi abbiamo verificato che negli incontri invece che realizziamo ogni settimana con i genitori c'è pochissima adesione. Esatto. Abbiamo incontrato dall'inizio dell'anno scolastico
poco più di 400 genitori, ecco, e rispetto all'altro numero la dice lunga. E spesso, ieri ad esempio, ho fatto un incontro con i genitori, l'aula comunque era gremita in un paese qui vicino a Bronte, e dicevo proprio questo, quindi ci vuole una maggiore attenzione da parte dei genitori. Non si può lasciare un figlio giocare. Molte volte gli adulti pensano che giocare in queste piattaforme, ma anche su altre piattaforme tipo PlayStation, il bambino, il ragazzo giochi e basta. No, interagisce con altre persone, e l'interazione può essere pericolosa, perché appunto può incitare alla violenza o può lasciare il minore vittima del grooming, cioè degli adescamenti online. Infatti la raccomandazione, in questo caso chiedo anche l'intervento di Marta Blandini, che si è aggiunta a noi questo pomeriggio, psicoterapeuta, bentrovata, benvenuta Marta Blandini. Quindi in questo caso spiegare, parlare e chiedere ai bambini di raccontare sempre quello che succede anche nei giochi è importantissimo. Buon pomeriggio, assolutamente. Prendendo proprio le parole del dottor Labella, i grandi sono quelli che ci interessano maggiormente, soprattutto rispetto al criterio della prevenzione, no? Io, nonostante sia uno psicoterapeuta, una persona che lavora nella clinica, noi speriamo e cerchiamo sempre di andare a lavorare molto più sulla prevenzione che sulla cura, sia perché al maggior ragione nell'età dello sviluppo sarebbe assolutamente da preferire, no? La buona pratica dello stare bene al mondo, e anche perché non dobbiamo arrivare a un livello di sofferenza che può eventualmente portare a un disturbo. Quindi non c'è una condizione di critica o di giudizio sugli adulti, però capita che ogni tanto ci sono degli adulti un po' distratti, e specifico la parola adulti perché non solo i genitori, no? Noi pensiamo a maestri, pensiamo a nonni, pensiamo ad adulti di riferimento, ad adulti che devono essere sempre di più persone alle quali poter fare riferimento, sia nella realtà. Può anche capitare che un piccolo non lo incontri facilmente, non lo incontri spesso, un grande, no? Sembra quasi che noi stiamo spesso insieme, però bisogna vedere se stiamo davvero, no? Nella relazione. E quindi ricordare ai grandi quali sono i bisogni fondamentali dei piccoli diventa un'attenzione grande, no? Anche rispetto a che cos'è poi il fenomeno del bullismo, che non è chiaramente solamente un bambino monello, che non è un litigio tra pari, no? Ha delle caratteristiche specifiche quali l'intenzionalità, la ripetitività, lo squilibrio di potere, no? E quindi andare a raccontare anche che cosa può essere utile nella prevenzione, no? Sia a scuola, per esempio, dove il fenomeno del bullismo, ancora più che quello del cyberbullismo, trova, no? Terreno fertile, perché il luogo per eccellenza. Ad esempio, se vogliamo parlando di bambini delle scuole elementari, si è abbassata ormai l'età durante la quale i bimbi indossano l'apparecchio ortodontico, no? Quindi quello può essere anche uno spunto di presa in giro. Da lì parte, anche facendo solo un esempio. Roberta Castro. Di spunti ce ne sono tantissimi. Innanzitutto vorrei riprendere alcuni concetti fondamentali sia del dottore Labella che della dottoressa Blandini. Si parla di responsabilità genitoriale. Ecco, riconducendo nell'area legale questa attenzione, è esattamente il significato della culpa in vigilando, cioè il genitore ha la responsabilità per quello che fa il proprio figlio. Quindi l'attenzione del genitore è richiesta non soltanto come componente accessorio dell'essere genitore, ma come preciso dovere nell'educare il proprio figlio. E a proposito di questo, è proprio nell'area familiare, unita all'area scolastica, che si formano alcuni convincimenti che sono la base proprio di una mancata educazione alla legalità. Quando un genitore consiglia,
per carità, sono genitore anch'io, capisco che a volte è un tipo di educazione, diciamo protettiva. Quando un genitore consiglia al proprio figlio fatti i fatti tuoi, non intervenire, è un po' come dare dei piccoli semini ai propri figli e dire quando vedi una situazione, esatto, quando vedi una situazione, oppure ci sono alcuni, il familiarismo, cioè quello che succede all'interno della propria famiglia è sempre legittimato e ci lascia indifferenti rispetto a quello che succede nel prossimo. Riguardo alla scuola e alla famiglia è proprio un patto educativo che già esiste ma che deve essere rafforzato e deve essere concretizzato, perché purtroppo oggi la scuola viene o ignorata oppure additata, cioè quando un dirigente scolastico si rivolge a una famiglia dicendo guardate c'è una situazione da attenzionare, a volte il genitore reagisce con indifferenza oppure criticando la scuola. Si sente offeso. Si sente offeso e questa è la prima cosa su cui bisogna intervenire. Deve diventare una comunità educante, è fondamentale questo, perché soltanto l'educazione tra scuola e famiglia, il connubio tra scuola e famiglia possono dare al bambino, parlo appositamente di bambino perché io voglio rivolgermi proprio alla scuola primaria e per me in scuola primaria sono bambini. Lo sono davvero. Lo sono davvero. E voi partite dal principio montessoriano, esatto, secondo cui il bambino ha il diritto di intrecciare autonomamente le proprie relazioni sociali con una figura appunto di riferimento, no? Montessori diceva aiutalo a fare da solo, quindi noi abbiamo il dovere di dare ai bambini degli strumenti che loro devono poi elaborare e gestire a loro modo nella costituzione di relazioni sociali. Alcuni istituti scolastici hanno portato avanti dei progetti meravigliosi in cui invece di spiegare la norma fredda, cruda, messa dentro un codice, permettono al bambino di elaborare dei principi giuridici in base proprio alle esperienze concrete, costituendo dei comitati d'ascolto, dei veri e propri consigli di classe, consigli comunali, in cui vengono intrecciate. Ma già con i bambini piccoli? Già con i bambini piccoli sono capaci di cose meravigliose, bisogna semplicemente dargli fiducia e soprattutto dargli gli strumenti per poter esprimersi. Allora ci fermiamo qua, ma ripartiamo da questo punto chiedendo anche come si può raccontare, come si può fare la prevenzione spiegandola ai bambini con le parole dei bambini contro appunto il bullismo e il cyberbullismo. Lo chiederemo anche al dottore Labella e alla dottoressa Blandini tra poco, dopo una brevissima pausa. Bentrovati, Sicilia 24 Focus, stiamo parlando del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi. Lo stiamo facendo con l'avvocato Roberta Castro, con Marcello Labella, il capo della Polizia Postale della Sicilia Orientale, con la psicoterapeuta Marta Blandini. Torno proprio da voi, dottore Labella, dottoressa Blandini. Come si può spiegare il bullismo, il cyberbullismo, questi fenomeni ai bambini? Labella. Beh, noi partiamo sempre dalle storie vere, cioè cerchiamo di raccontare con un linguaggio semplice, adattato chiaramente ai bambini, storie che sono effettivamente accadute ai loro coetanei. Questo diciamo è l'approccio un po' che abbiamo come polizia. Poi ovviamente intervalliamo anche un po' con degli interventi diretti da parte dei bambini. Ad esempio io una delle cose che chiedo anche per dare una misura appunto della legalità e l'ho fatto proprio di recente, c'erano circa 200 bambini di quarta, quinta e prima media, quarta, quinta primaria e prima media, e ho chiesto chi di loro avesse un profilo social. La maggior parte hanno alzato la mano. Ecco, è assolutamente legalmente impossibile che un bambino di 9, 10 anni, 11 anni possa iscriversi ad un profilo social, eppure l'avevano la maggior parte. Quindi già questo è un dato, diciamo, Io ancora che non va. È ancora esatto.
Poi abbiamo lanciato una campagna, proprio di recente, è partita da Roma, dall'Auditorium della Musica, con il noto personaggio dei fumetti Geronimo Stilton. Proprio in questi giorni sto lavorando con la Questura per mettere su uno spettacolo di questo genere che coinvolgerà oltre 400 bambini, in cui il personaggio che racconterà un po' delle storie, cercherà di indagare sulle storie di cyberbullismo di Geronimo Stilton. È stato fatto proprio un libro che distribuiremo anche sul nostro territorio. Ecco, il nostro approccio per questa fascia di età è certamente questo. E poi interagire. Questo è uno dei motivi per cui io dico, quando si va nelle scuole, quando si incontrano i bambini e dei ragazzi, gli adolescenti, occorre conoscere ciò di cui si sta parlando. Mi spiego meglio. I ragazzi ormai sono molto, conoscono bene la rete, i servizi, sono quelli, per usare uno slang, sono skillati, hanno delle skill certamente superiori agli adulti. Ecco, però se fanno delle domande, noi abbiamo la necessità di rispondere in maniera immediata, e sapere cosa stanno chiedendo, appunto. Esatto, dando l'impressione che anche noi siamo in quel campo. E spesso gli adulti non sono nel campo dei bambini, dei minori, non conoscono. Se io facessi un altro lavoro, magari e non avessi un figlio in una fascia di età preadolescenziale o poco più adolescenziale, Roblox non lo conoscerei. Eppure se si fa questa domanda di questo mondo virtuale, se gli si chiede quali sono le preferenze su Roblox, come si acquista un cosmetico, qual è il miglior avatar, ecco, ci sarebbero delle difficoltà. Però il dottore Labella è sicuramente skillato. Beh, diciamo che ho aumentato, ho perfezionato e le continuo a perfezionare, perché qui non c'è il mondo degli esperti, questo lo voglio dire subito. Noi veramente impariamo ogni giorno. Lei ha poc'anzi citato un fatto riferibile all'apparecchio ortodontico che mettono ormai i bambini e che possono essere presi in giro. Ma già siamo più avanti. Sono cresciuti, e questo do un dato certo, la Procura per i minorenni lo sa benissimo, perché le segnalazioni comunque vengono rivolte alla Procura per i minorenni. Sono cresciuti i casi in cui i bambini utilizzano app che sfruttano tecnologie di intelligenza artificiale per denigrare altri. E abbiamo anche episodi del cosiddetto deep nude, cioè i deepfake, in cui vengono svestite delle bambine e dei bambini, oppure il loro volto viene messo in situazioni di intimità, di attività sessuali, creando della vera e propria pornografia virtuale, che è punibile per... Quindi sono già i bambini. Fatto da bambini? Assolutamente. Molti genitori non sanno che ci sono delle app di largo utilizzo che con una semplicità enorme fanno questo. Non sono delle app illegali, attenzione, quindi l'illegalità non sta nel fatto che esistono le app, ma nell'utilizzo eventuale che ci si fa. Questo dal punto di vista legale, poi torno dalla psicoterapeuta Roberta Castro, dal punto di vista legale cosa comporta? Allora, innanzitutto torno alla culpa in vigilando, cioè la responsabilità sotto un punto di vista civile è la responsabilità dei genitori che devono vigilare, quindi dell'adulto di riferimento che può essere il genitore se vengono compiute nel momento in cui sono sotto l'affidamento genitoriale, o della scuola se fatte, ma appunto di cyberbullismo ha un profilo un po' più particolare, perché lasciando delle tracce comunque e violando delle norme specifiche del codice penale riferite proprio ai minori, lì si entra in un campo differente e la prevenzione del genitore e l'attenzione del genitore è sempre la risposta giusta ad evitare che succedano queste situazioni. Genitori, scuola e tutto il personale che circola intorno alla scuola. Dottoressa Blandini, prima le relazioni si formavano tra i banchi, al campo di calcio, durante la ricreazione, al campo di atletica. Adesso già da piccoli, come abbiamo ascoltato anche dalle parole del dottore Labella, le relazioni si formano tramite i cellulari, con le chat.
Allora, tragicamente, dato che noi andiamo a guardare a bambini, come diceva la dottoressa Castro, di 9-10 anni, ancora speriamo che le relazioni avvengano anche tra i banchi di scuola e in maniera più ampia possibile. Ci dovrebbe essere sempre e comunque una condizione non solo di vigilanza, ma anche di limitazione temporale, no? Sì. Un bambino di 10 anni teoricamente non avrebbe neanche la necessità di avere un cellulare. Però, diciamo, andremmo in un argomento veramente eccessivamente ampio. No, ma dico, cambia proprio dal punto di vista emotivo, intellettivo, rapportandosi tramite le chat, facendo amicizia tramite le chat, ad esempio su Roblox, l'ha detto prima il dottore Labella, ci sono le chat, un bambino fa amicizia con un altro, questa è la formazione di una relazione, ma cosa c'è di diverso, cosa scatta proprio di diverso dentro il bambino a livello cognitivo rispetto ad una relazione che invece si nasce, diciamo, dal vivo vis-à-vis? Allora, diciamo che intanto dobbiamo vedere se realmente nasce un'amicizia. Nasce una condizione di relazione, ma a cui mancano veramente troppi elementi necessari per poterla chiamare amicizia, ma soprattutto è una condizione molto facilitata. È una condizione che spesso rimane in superficie. Lei diceva prima, come facciamo a parlare ai bambini e a insegnargli? Intanto gli dobbiamo insegnare che stare dentro un gruppo, no? Ha delle regole, e che per stare dentro un gruppo noi piano piano dobbiamo imparare a sapere che cosa ci serve, le famose skill. Sarebbe bello anche che venissero raccontate che cos'è la cooperazione, che cos'è l'integrazione, che cos'è la negoziazione pacifica, no? Dicevate prima il problema dell'apparecchio. Diciamo che in generale nel fenomeno del bullismo tutto quello che salta all'occhio è la difficoltà di entrare in contatto con la diversità, no? È come se fosse una diversità che, con la quale non sappiamo bene prendere le misure, e quindi la spostiamo, la escludiamo, no? E poi ci dobbiamo anche ricordare che mentre nella condizione facile del chattare, no? C'è semplicemente un pezzo, quello che lei diceva, no? Cognitivo, che ha una scarsa risonanza su tutta la persona, quando invece andiamo in una relazione non virtuale si amplifica e diventa tutto molto più complesso all'interno della relazione. Anche le diversità che hanno a che fare con proprio una diversità corporea, con un colore diverso, con il sesso diverso, con un orientamento di genere eventualmente diverso, entrano molto più in gioco. Tanto che noi sappiamo che nel cyberbullismo l'anonimato, no? È come se deresponsabilizzasse il piccolo che non si sente di avere fatto una cosa grave, no? Mentre su un altro che magari vede piangere, vede a terra, vede come dire, le conseguenze del suo atto, questo dovrebbe poter avere un impatto maggiore, soprattutto da un punto di vista empatico, no? Grazie dottoressa. Allora siamo in chiusura, quindi siamo alle riflessioni finali, alle conclusioni. Roberta Castro, partire con il vostro progetto dalle elementari, perché è lì che si formano le relazioni sociali che poi si spera saranno sane nella vita. Esatto, partire da lì soprattutto per proteggere bulli, vittime e branco. Tutti hanno diritto ad essere tutelati, e tutelati con lo strumento della prevenzione nel campo della scuola primaria. Ora ci stiamo avvicinando, no, al periodo e alla giornata tradizionale della legalità, istituita proprio in memoria di Falcone e Borsellino. 23 maggio. Il 23 maggio. Ed è proprio partendo da questo grande maestro che vorrei citare una delle sue più celebri frasi, proprio per vuole essere un messaggio di prevenzione, soprattutto per evitare che ci siano altre vittime di bullismo e cyberbullismo. Ce ne sono state già anche troppe. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. Ecco, il progetto nasce proprio per evitare che si rimanga da soli ed evitare che non si abbia il sostegno necessario per uscire da una rete che a volte intrappola. Grazie. Dottore Labella, siamo in chiusura, non rimanere da soli, e voi invece il vostro slogan è quello di esserci sempre. Sono ovviamente due
frasi che camminano a braccetto. Sì, per noi non è solo uno sport, è proprio una linea guida del nostro agire. E noi ci siamo, chiediamo agli altri, in questo caso in particolare i genitori, ma anche agli insegnanti, gli altri attori in quello di cui stiamo parlando, di segnalarci tutto subito. La velocità è quanto mai importante in quest'ambito, la velocità con cui si interviene, perché stiamo parlando di un mondo, quello della rete, quello digitale, che è un mondo estremamente veloce e, come è stato detto, condotte di cyberbullismo possono rappresentare un pericolo veramente grave. Ricordiamo che la legge sul cyberbullismo è nata proprio dopo che una ragazzina si è tolta la vita, quindi ecco, occorre necessariamente intervenire, ma si interviene se si vigila. Cioè se il genitore o l'insegnante, ci metto dentro pure gli insegnanti, si accorgono che qualcosa non va, che c'è qualcosa di strano. La tempestività, ecco, lo ricordo, è importante. Noi ovviamente ci siamo sempre, continueremo nelle nostre attività, ogni giorno noi siamo nelle scuole direttamente, entrando nei vari progetti, stiamo completando già per il terzo anno quello proprio con la NM, anche col Comune di Catania, quindi al di là di questo noi veramente ci siamo sempre. Grazie dottore Labella, ed è assolutamente vero quello che dice, perché ogni volta che chiamiamo il dottore Labella non si tira mai indietro, è sempre presente e attivo sul territorio. Dottoressa Marta Blandini. Quello che sarebbe bello, no? Portarsi questa occasione di essere meno distratti, no? Anche i grandi forse ogni tanto troppo sul virtuale e poco sui piccoli e poco sulla bellezza del prendersi la responsabilità di guidarli, no? Perché poi incontrandolo il piccolo restituisce un'ampiezza e una complessità veramente magnifica. E poi ricordarsi anche che il bullismo, il cyberbullismo non sono fenomeni che devono essere ridotti al bullo o alla vittima, ma che riguardano il disagio di un'intera comunità e che quindi anche attraverso l'intera comunità poi possono essere portati a galla e andati anche in una condizione non solo di risoluzione, ma anche di fare diventare ciò che non ha funzionato occasioni di riflessione, occasioni di crescita, occasioni di resilienza, quindi non una condizione che ormai è degenerata e c'è più niente da fare, no? Grazie dottoressa Blandini, perché poi alla fine lo ricordiamo, Roberta Castro, il bullo è vittima di se stesso. Assolutamente sì, spesso nella mia professione mi ritrovo a gestire delle situazioni causate proprio da un cattivo esempio nelle relazioni familiari, ad esempio nel divorzio, nella gestione di una separazione. Il bambino, ricordiamoci sempre che è una spugna, assorbe qualsiasi tensione che poi elaborerà e riporterà nel suo ambiente in modo a volte distorto. Grazie Roberta Castro, grazie a tutti i miei ospiti e ovviamente grazie a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci.